Presidente, parte la lettera per i negoziati con Roma, 60 giorni e poi? E poi non ci sono più scuse. Noi sappiamo che trascorsi i 60 giorni lavoreremo comunque per celebrare questo referendum entro fine anno. Speriamo vivamente di farlo in Election Day, cioè farlo in contemporanea con l'altro referendum sulla Costituzione. È una giornata storica, ma sarà ancora di più una giornata storica il giorno nel quale i veneti andranno a dire sì all'autonomia. Ci crede fortemente a questa autonomia del Veneto. I veneti li chiamerà alle urne per questo. In che cosa consiste? Il nostro modello ideale nel negoziato è Trento e Bolzano e ci credo perché è previsto dalla legge. I veneti non troveranno dei gazebo ma troveranno i seggi elettorali, gli scrutatori, come accade sempre. Quindi ufficialità, una cosa seria e legale. Io penso che c'è una volontà da parte dei territori di avere più autonomia ed è giusto dare avvio, approfittando di questa proposta veneta, all'autonomia differenziata. Chi vuole più autonomia la deve avere. Diciamo che il nostro modello non è quello greco ma è quello tedesco. Sappada la lasciamo ai friulani? Guarda, io tifo perché Sappada resti in Veneto, però sono anche un inguaribile autonomista e credo nell'autodeterminazione, quindi deve essere riconosciuta l'autodeterminazione a Sappada. Certo è che davanti a un progetto come questo sarebbe bello avere anche i sappadini che si battano perché tutti i fratelli veneti abbiano la loro autonomia. Cos'è questa mail certificata per spingere Roma a lavorare entro 60 giorni? Cosa deve fare Roma sostanzialmente? Non sono scartoffie, lo prevede la legge, cioè tu notifichi il progetto, cioè avvii il negoziato, quindi Veneto avvia il negoziato con Palazzo Chigi per legge ha 60 giorni per rispondere, dopodiché si avvia il referendum. Quanto resterebbe nel territorio, Presidente? Una ventina di miliardi di euro, che equivale più o meno al nostro residuo fiscale, sono 19 miliardi e 4, significa per noi avere tutta la sanità, significa per noi avere tutta l'istruzione, avere le soprintendenze, il demanio, avere i 9 decimi delle tasse dell'IRPEF, dell'IVA e ovviamente IRES. Lei ha detto 60 giorni, scaduto il termine, si va a referendum comunque. Sì, è un fatto di civiltà, di democrazia e di rispetto di tutti i veneti. L'unico appello che dico è che questo non è il referendum di una parte politica.